assolutamente indecente. Ragazzi, chi è al posto di Garcia? Vediamo se qualcuno ha voglia di fermarsi, vediamo se qualcuno ha voglia di sfogare. Chi è al posto di Garcia adesso? Ragazzi, chi è al posto di Garcia? Chiunque al posto di Garcia. Chiunque. Mazzarri? No, merda. Chi deve arrivare al posto di Garcia? Chiunque, dicono, chiunque. Vediamo se arrivano altri tifosi in modo che proviamo a chiedere. La pioggia chiaramente li spinge ad andare via velocemente, ma vediamo. Chi è al posto di Garcia a questo punto? Ma non lo so, chiunque venga basta che se ne va Garcia, perché non ne possiamo più. Inadeguato Assolutamente, cioè non si può perdere una partita così contro l'Empoli. Cioè contro l'Empoli, una squadra che sta lottando per la retrocessione. Probabilmente andava esonerato anche prima. Ma forse anche prima, anche a questo punto andrebbe bene anche Giampaolo, Andreazzoli, pure Fabio Cannavaro, ma basta che se ne va Garcia. Chiunque purché non sia lui. Basta che se ne va, basta, non ne possiamo più. È una squadra campione d'Italia non può. Mortificata. No, è mortificante, troppo mortificante, non si può. È vero, hai ragione, hai pienamente ragione. Forza Napoli sempre. Forza Napoli, ha ragione quando dice a questo punto permettetemi, prendo posizione chiunque al posto di Garcia, perché è vero, poi è chiaro, non proprio chiunque. Chi è al posto di Garcia? Ma mo che dici, lo manda via? Adesso deve mandarlo, adesso è obbligato. Ha aspettato troppo, purtroppo, ha aspettato troppo. La colpa è sua. L'ho detto poco fa, ha aspettato troppo perché già dopo Napoli-Fiorentina andava esonerato, la verità. Ha voluto insistere il presidente, presidiando gli allenamenti, essendo sempre fisso lì, è andata male, ma si è andata male con scherzando col fuoco e scherzando con il Napoli. Vediamo se passano altri tifosi, la pioggia e le strumentazioni non ci permettono di allontanarci troppo, quindi dobbiamo aspettare che si avvicini qualcuno. Proviamo a chiedere a questo tifoso, per esempio, chi è al posto di Garcia adesso? Chiunque, ma non lui. Garcia out. Tutti d'accordo, chiunque al posto di Garcia. Via da Napoli, subito, Garcia via da Napoli. Prendiamo. Per il momento bisogna riflettere bene, via Garcia da Napoli. Ok, tutti d'accordo, devo dire la verità, è inevitabile, non può che essere così, perché ancora oggi è andato in scena uno scempio, diciamoci la verità, una squadra che improvvisamente, una squadra che ha stravolto il campionato, lo ha stracciato, lo ha dominato, che non sa più tirare in porta, che non sa più fare 3-4 passaggi consecutivi. Chi è al posto di Garcia, ragazzi? Chi è al posto di Garcia? Vieni. Non detto Perolina. Non c'è risultato. I think today they play very bad, so I hope so play next match better. But today's I come to very far away from China. I come to look in Napoli, not get lost. Oh my goodness. Where are you from? I'm from China. Allora un messaggio a Garcia. Intanto il tifoso dice sono venuto da lontano per vedere il Napoli, però alla fine povero lui. Allora un messaggio a Garcia, da domani sarai disoccupato, apri una bella pompa funebre come terrorista Equator e terra nessuno. Ma ciao a tutti. Insomma sdrammatizziamo, ma adesso è chiaro che De Laurentiis. Garcia vai via! La Francia ti aspetta, vai Garcia, vai. La Francia ti aspetta. Chi è al posto di Garcia adesso? Chi è al posto di Garcia? Qualunque, tranne che sia. Chiunque purché non sia lui. Tutti d'accordo. Via Rudy Garcia, chiunque al posto del tecnico francese, anche Fabio Cannavaro che oggi era qui. È chiaro che adesso De Laurentiis è chiamato a fare una riflessione molto lungimirante, perché ha già sbagliato in una maniera grave una volta scegliendo appunto Rudy Garcia, facendo una scommessa comunque importante. È vero che, come abbiamo detto nel prepartita, non era la prima scelta, era probabilmente la settima, ottava, ma c'erano già perplessità in estate, considerando che è un tecnico che da tanti anni era fuori dalle dinamiche italiane e che soprattutto arrivava da un finale amaro negli Emirati Arabi. Proviamo a chiedere ancora qualche commento. Chi è al posto di Garcia, caro? Chi è al posto di Garcia? Maradona. Mazzarri, qualcuno nomina Mazzarri, qualcuno nomina Fabio Cannavaro, ne nominano qualcuno, insomma avete sentito, tutti fanno dei nomi anche non proprio, diciamo così, all'altezza del blasone del Napoli, con tutto l'affetto comunque per Mazzarri e anche per lo stesso Fabio Cannavaro, che ci auguriamo possa avere da napoletano una grande carriera da allenatore. È chiaro, oggi servirebbero altri profili, ma adesso il guaio è
stato fatto. Chi è al posto di Garcia? Nessuno, autogestione. Il guai è stato fatto ed è difficile contrattare grandi nomi a meno che De Laurentiis non faccia un miracolo magari per un Antonio Conte, ma è altamente improbabile. Io lascio veramente pochissime percentuali. Proviamo a chiedere ancora. Chi è al posto di Garcia adesso? No comment. Proviamo. Chi è al posto di Rudy Garcia a questo punto? Al posto di Rudy Garcia. Vado io, è meglio. Meglio? Chiunque. Cacciatelo, vieni in diretta, vieni. Dici il nome che adesso deve prendere De Laurentiis al posto di Garcia. Ma secondo me l'importante è che Garcia se ne va. Io proporrei o Cannavaro, però non saprei veramente. A questo punto peggio non si può fare, la mia personalissima sensazione, quindi è chiaro che nomine sono pochi, ma bisogna cambiare perché si è creato un cortocircuito che rischia di compromettere l'intera stagione, un qualcosa di impensabile dopo lo scudetto. Bisogna cambiare, quindi anche un Fabio Cannavaro che tra virgolette non ha molta esperienza, è appena all'inizio come carriera da allenatore, comunque ha fatto il suo percorso ma l'ha fatto in un calcio diverso, in Cina per esempio, comunque anche lui, purché insomma Garcia vada via. Sì, assolutamente, comunque Cannavaro può essere un allenatore che può svoltare la stagione. Garcia comunque viene da un esonero anche in Arabia, io non sono mai stato convinto di questo nome e per me De Laurentiis deve ammettere che ha sbagliato e ripartire. Non lo ha ancora esonerato, però insomma se lo dovesse esonerare e ce lo auguriamo, anche esatto. Mazzarri è meglio, dice il tifoso. Lo ha fatto con un po' di ritardo perché già dopo Napoli-Fiorentina in verità molti di noi dicevamo va mandato via perché si vede che insomma non può andare meglio. Sì, assolutamente, ma per me anche da Napoli-Lazio, da quando prendemmo 2 gol ma ne erano 4-5. Esatto. Quindi male, abbiamo fatto le prime 2 partite benino, ma poi la squadra è proprio crollata, tutto male, preparazione, gioco, senza idee, niente. E adesso cosa succede per questa stagione, cosa prevedi? Spero che il cambio di allenatore, se ci sarà, possa svoltare e che il Napoli possa tornare, non quello dell'anno scorso, ma almeno a fare delle figure dignitose in casa. Almeno degno, grazie mille. Ciao. Prego. Solo una cosa, oggi era la partita aperta ai bambini. Noi papà diciamo ai bambini che non è questo il Napoli, è quello dello scorso anno. Speriamo io ne ho visti anche un paio piangere, devo dire la verità. Il problema maledetto, pure mio figlio piange, però cambiando qualcosa all'allenatore, non qualcosa. Chi è al posto di Garcia a questo punto? Ma non lo so, non ce ne stanno in giro, almeno qualcuno fino a fine anno che ci faccia fare, non dico almeno più bella figura a livello proprio di gioco, qualcosa di dignitoso. Di dignitoso, fra la Champions e oggi vergognoso. Devo dire la verità, indecente, caro, sei in attesa da un pochino, ti copro. Per colpa loro. Esatto, è stata una giornata storta per noi che siamo qui oggi sotto tutti i punti di vista. Volevo dirti chi è al posto di Garcia a questo punto? Allora io vado controcorrente. Terroristi Garcia. Ma no, sarà anche un problema dell'allenatore, però ci vanno sempre i calciatori in mezzo al campo. Ma infatti dobbiamo dire quel gol, staremo parlando di un'altra partita, no? No, staremo parlando di una partita vinta ma trascinata e sofferta. Però sono d'accordo con te, quando dici che alcune partite si vincono già solo con i giocatori in campo, con questa qualità in campo. Quindi sono d'accordo con te da questo punto di vista, però è innegabile che Garcia magari sarà anche uno stimolo mancante da parte dell'allenatore. E comunque vedo un'incompetenza sugli spalti che non avete proprio idea. Gente che non capisce niente di calcio è un'altra cosa. Gente che è innamorata in coppo campi invece di ma che tutto da fare fotografie, che non può essere la partita, che la gente che fotografie gli dà solo bacio, ma che venite a fare? Ma che venite a fare? Il calcio è passione, tifo, state a mangiare la pizza. Il calcio non è solo passione ma è soprattutto famiglia, perché a me il Napoli mi ha salvato nel periodo più brutto, invece gli amici mi hanno abbandonato, ma il Napoli no. A mangiare la pizza. Forza Napoli, nel bene e nel male. Chiunque al posto di questo allenatore, e questo non sa allenare, ha fatto un errore che a Coverciano ti cacciano via. Cioè, in assenza di Osimhen ha messo in campo
Simeone e Raspadori. Sullo 0-0, ripeto, contro l'Empoli ha cacciato fuori Simeone, si è tagliato le palle da solo, questo non può allenare, questo è un ex allenatore, chiunque, anche Eddie Rea, un anziano, purché vada via questo, non sa allenare.